Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo pronti per una bella lezione di yoga? Cominciamo a rilassarci completamente, sentire proprio un'onda che scende dalla nuca, nelle spalle, le allarga e le distende. E si distende tutto il viso, sentiamo morbida, liscia, tutta la pelle del viso, tutti i piccoli muscoli del viso. Sentiamo che si distendono tutti i piccoli muscoli intorno agli occhi. E cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome, ricordiamoci sempre di far scendere il respiro giù bene, fino in fondo, con leggerezza. Sentiamo il movimento del respiro. Sentiamo come la pancia si espande quando inspiriamo e si ritrae un po' quando espiriamo. Adesso appoggiamo le mani al petto, cerchiamo di sentirlo qui il respiro. Adesso cerchiamo di percepire la cassa toracica che si espande con l'inspirazione e si contrae un po' con l'espirazione. Cerchiamo di entrare bene nel movimento del nostro respiro, diventare il nostro respiro. Bene, rilassiamo. Adesso allunghiamo bene le braccia in avanti, palmi delle mani a contatto. Inspiro dentro il respiro, espirando ruoto. Torno al centro, inspiro, espiro. Ritorno, cerchiamo di non irrigidire le spalle, di non irrigidire le braccia. Inspiro. Torno al centro, inspiro, espiro e ritorno. Allunghiamo bene le braccia in avanti, poi le abbandoniamo, rilassiamo completamente, distendiamo. Incliniamo piano la testa da una spalla all'altra con leggerezza. Sentiamo come si allungano i muscoli su un lato, si accorciano sull'altro. Ancora, incliniamo la testa, fermiamoci un attimo così, apriamo il braccio opposto, spingiamolo un po' verso il basso, così sentiamo ancora di più questa estensione dei muscoli del collo. Poi ritorno, testa all'altra spalla e allungo il braccio opposto. E ritorno. Adesso cerchiamo di creare spazio dentro il nostro corpo, creare spazio nella mente, creare spazio anche nel cuore. Incrociamo le braccia sul petto, chiudiamoci un po' e poi inspirando apriamo con leggerezza, come se le braccia fossero ali. Espirando le richiudiamo. Ancora, inspiro, allargo, espiro, chiudo. Diventiamo leggeri, immaginiamo di volare come una farfalla. Inspiro, espiro. Ancora una volta, inspiro, espiro. E fermiamoci un attimo così, rimaniamo un attimo così raccolti nel silenzio del cuore. E poi lasciamo, rilassiamo, sciogliamo un po' le spalle, portiamo le mani alle spalle. Con i gomiti disegniamo dei cerchi nell'aria, lenti e ampi. Un bel movimento rotondo, fluido. Sentiamo come lavorano i muscoli delle spalle,
come lavora la muscolatura alta della schiena, adesso nella direzione opposta. Ancora un bel cerchio ampio e rilassiamo, distendiamo. Adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta, molto stretta e bagnata e dobbiamo fare un po' di fatica per toglierla. Immaginiamo proprio di prendere questa maglietta e piano piano di sfilarcela. Facciamo lavorare bene ancora i muscoli delle spalle, i muscoli della schiena, i muscoli delle braccia e via, buttiamola fuori. Lo facciamo ancora, immaginiamo anche di liberarci di tutto quello che ci chiude, di tutto quello che ci stringe, di tutto quello che ci dà fastidio. Immaginiamo di prendere la nostra maglietta e dobbiamo fare un po' di fatica e poi la buttiamo via, ce ne liberiamo. Ancora una volta. Su e rilassiamo completamente. Adesso flettiamo la testa in avanti. Con la testa disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente. Inspiriamo dentro il respiro quando la testa si porta indietro, fuori il respiro quando la testa si flette in avanti. Ancora, teniamo le spalle larghe, aperte, rilassate. Adesso nell'altra direzione. Ancora un cerchio, testa leggera. E ci fermiamo, rilassiamo. Intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani dietro la nuca, allarghiamo bene i gomiti, inspiro. Con l'espirazione giro, fletto la testa, lascio cadere un po' le braccia sulla testa. Devo sentire che si distendono le cervicali. Inspiro al centro, allargo bene, espiro, scendo sull'altro lato. Ancora. Inspiro, allargo, espiro, ruoto, su, inspiro, espiro. Lo facciamo ancora una volta, inspiro dentro l'aria, giù bene fino in fondo e fuori l'aria. Ancora attorno al centro, allargo e ruoto. Torniamo al centro, apriamo bene i gomiti, fermiamoci un attimo così, cerchiamo di avvicinare bene le scapole. Poi in avanti le braccia, intrecciamo le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, spingiamo bene in avanti le braccia e anche le spalle. Apriamo bene la muscolatura della schiena dove prima abbiamo chiuso, adesso apriamo. E rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, le mani sul ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio. Cerchiamo di far lavorare l'articolazione dell'anca. Movimenti lenti lubrificano l'articolazione dell'anca. Nell'altra direzione. E ci fermiamo, rilassiamo. Prendiamo l'altro ginocchio e disegniamo i nostri cerchi lentamente.
lentamente, cercando di fare un movimento più ampio possibile. Nell'altra direzione. E rilassiamo. Adesso sciogliamo un po' le articolazioni delle mani. Apriamo bene le mani, cerchiamo proprio di distanziare bene tutte le dita. Poi chiudiamo pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Stringiamo forte i pugni e poi apriamo pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Apriamo bene, adesso apriamo e chiudiamo con forza. E rilassiamo. Portiamo un braccio in avanti sulla mano, prendiamo con l'altra mano, prendiamo le dita della mano e le tiriamo verso il corpo. Poi giù facciamo scendere la mano, premiamo con l'altra mano sul dorso della mano, senza irrigidire le spalle, e rilassiamo. Abbandoniamo un attimo le mani sulle cosce e ascoltiamo per un attimo la mano che ha lavorato e l'altra mano. Sentiamo la differenza, sentiamo come è più viva l'altra mano. Poi avanti l'altro braccio, sulla mano, tiriamo indietro le dita, vediamo che sentiamo che si allunga tutti i tendini nella parte inferiore del braccio. Poi giù la mano e premiamo sul dorso della mano. E poi rilassiamo, distendiamo, ascoltiamo ancora, abbandoniamo per un attimo le mani e ascoltiamole. Adesso abbandoniamo le braccia e inspirando le portiamo verso l'alto, dentro il respiro, fuori il respiro, ci flettiamo in avanti, cerchiamo di far salire su le braccia verso l'alto. Poi ci risolleviamo, abbandoniamo le braccia, ancora inspiro sulle braccia, espiro, scendo, spingo indietro le braccia, le allargo un po', le porto bene verso l'alto e ritorno. Lo facciamo ancora una volta, inspiro su, espiro. Abbandoniamo le braccia, rimaniamo un attimo così con la schiena un po' incurvata, la testa abbandonata, le braccia abbandonate. E poi con calma ci risolleviamo, rilassiamo. Adesso giriamo la testa da un lato all'altro. Inspiro, dentro il respiro, espiro. Inspiro al centro, espiro. Ancora inspiro al centro, espiro. Inspiro, espiro. E ritorno. Adesso portiamo le braccia verso l'alto, prendiamo i gomiti, inspiro, espirando mi fletto lateralmente. Inspiro al centro, espiro sull'altro lato. Inspiro, scendo.
ritorno e mi fletto ancora sull'altro lato e ritorno al centro. Allungo bene le braccia verso l'alto, le faccio scendere in avanti, le apro, le allungo lontano, le riporto in avanti e le abbandono. Rilassiamo. Adesso portiamo le mani ai fianchi. Inspiro dentro il respiro, espiro, torsione lateralmente. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ritorno e ruoto. E ci fermiamo al centro. Rilassiamo, distendiamo. Adesso disegniamo con le braccia il cerchio della gioia. Portiamo le mani al cuore, intrecciamo le dita delle mani, allunghiamo le braccia in avanti, le portiamo verso l'alto e poi lentamente facciamo scendere le braccia. Immaginiamo di creare un cerchio di luce, un cerchio di gioia, tutti intorno a noi. Ancora, le mani al cuore, le intrecciamo, allunghiamo in avanti, su le braccia verso l'alto. Vediamolo, questo cerchio di luce, questo cerchio di gioia che si forma tutti intorno a noi, ci raccoglie, ci accoglie. Portiamo un po' indietro le braccia, poi riportiamo ancora le mani al cuore. Facciamolo ancora una volta. Le braccia si allungano in avanti, salgono su verso l'alto, si separano. Adesso immaginiamo che dalle nostre braccia, come se fossero delle bacchette magiche, escano tante piccole stelline splendenti, tante piccole stelle di Natale. Abbassiamo le braccia. Teniamo le braccia un po' aperte, i palmi delle mani in avanti, se preferiamo appoggiamo le mani sulle cosce. Portiamo leggermente il viso verso l'alto, vediamo una pioggia di piccole stelle d'oro che dall'alto scendono su di noi. Immaginiamo che questa stanza si riempia tutta di questa pioggia di stelle piene di luce, piene d'amore, piene di gioia. Tante piccole stelle di Natale, un vero Natale, il Natale del cuore. E poi incrociamo ancora le braccia sul petto. Raccogliamoci un po'. Immaginiamo di portare questa pioggia di piccole stelle splendenti dentro il nostro cuore. Poi lasciamo la posizione, cerchiamo di tenerla dentro di noi, questa pioggia di piccole stelle piene di luce, piene di gioia, piene di amore. Buon Natale a tutti, buon Natale dal cuore e ci troveremo ancora presto.